Cove in meta Catania e Feldi Eboli a punteggio pieno dopo il turno infrasettimanale della Serie A quinto. I bicampioni d'Italia passano 5-1 a Campo Ligure. Il team di Antonelli rischia la clamorosa rimonta dallo 0-4 ad Avellino, ma Dalcin sventa il tiro libero del possibile pareggio. A proposito di rimonte, il Napoli segna 3 gol con Grasso negli ultimi 2 minuti a Genzano col power play e ribalta la partita contro l'ex Collini. La L84 frena l'Active e vince la sua seconda partita. Sarruffo inespugnabile, il Sala Consilina torna al successo con la Came grazie ad un super Arillo. Il colpo lo mette a segno un eccellente Saviatesta Mantova, Corsaro 6-2 al Paloggiata contro la Roma. Primo storico successo in Serie A del Capurso. La classifica di Serie A: 9 punti Feldi Eboli e Cove in meta Catania, 6 punti l'84 Sala Consilina, Active, Mantova e Napoli, a 3 punti Capurso, Genzano, Sandro Abate, Roma e Pomezia, a 0 punti Cosenza, CDM, Came. Queste le sfide del prossimo turno: L'84 Sala Consilina, Mantova, Sandro Abate, Came, Capurso, Pomezia, Genzano, Napoli, CDM, meta Catania, Roma e Feldi Eboli, Pirostigeno, Cosenza. Questa parte si va dentro, Ghi ha segnato l'ex, 1-0 Feldi. Kenji alzano un poco, abbatte Kenji lo conta, la palla che resta lì, la palla per il colpo di tacco di Beresigno, chiama in causa Dalcin, Venanzio ancora va dentro e trova la deviazione di Ghi, 4-0 Feldi. In questo momento sono completamente imbadiati dell'avversario, palla per Suaso che calcia e chissà che non possa essere questa la scossa che cercavano i biancoverdi. Ha segnato Lolo Suaso, palla dentro, diventa buona, attenzione a Salas, poi va da Brea, 2 gol in un minuto. Cerca il dribbling, lo trova dal letto, Alex, il pallonetto di Alex in un fazzoletto, -1 Sandro Abate. Nella finalissima scudetto del 2024 e passa in vantaggio la CDM Futsal. Draoschi, suolata, finta, Draoschi, super. Turmena sposta e calcia e trova una deviazione, può scatenarsi il contropiede. Turmena davanti a Politano, stavolta è tutto suo. Da Silva, Draoschi se ne va e la mette sotto la traversa. In tuffo, poi la porta vuota, ci prova. Ora Mans prova a lottare, c'è il rischio della ripartenza, Cuzzolino 1 contro 1 con Tiago Perez, Cuzzolino suolata e poi col destro, superato Tiago Perez. L'84 Liberti con la ruleta, gran palla per Braga, la tiene sotto la suola, Braga accomoda per Fortini, blocco il destro, forte e centrale. Arriva ora Cuzzolino contro Tiago Perez, Cuzzolino. Così e così per Pina, arriva Cuzzolino col mancino, Cuzzolino 2 volte, poi appoggio per Tuli e col destro piazza il colpo del 4-1. Pina, sempre Salamone, entra sul destro, Pina, Curri, Cesaroni, stavolta arriva tardi Cuzzolino e la deviazione del 17 sulle rotazioni a Mans, Salamone, la porta è vuota, Rescia per il gol del 5-2. Curri rischia sempre sulla pressione di Maxi Rescia che riesce a toccarla per Tuli. All'indietro per Tognazzi che ci prova nuovamente, la palla dentro, il gol arriva da parte della Came Treviso con questa deviazione di Sutton. Il tocco dentro, poi Carlos, il tocco sotto e arriva il pareggio firmato da Vidal, l'assist al bacio di Carlos. Attenzione alla ripartenza, Giappa va a chiudere Igor, poi Antoniazzi, un po' di spazio, il sinistro sotto la traversa, ancora Came avanti con il suo numero 5. Carlos prova la giocata, palo gol! Che giocata di Carlos! Un po' di spazio, l'appoggio per Vidal, face to face con Gastadello, il destro, Pietrangelo non la trattiene, finisce in porta. Arillo, il destro di Attilio Arillo, la giocata del 9, Sala Consilina 4, Came 2,
di Rossetti che diventa un assist per Arillo. Ancora dai e vai Arillo, area di rigore in uscita di Pietrangelo e poi ancora Attilio Arillo. Nella sua... Occhio qui, pallone perso in uscita, Micheletto in diagonale, errore del Napoli, punisce l'Ecocity. Questa situazione insomma non è assolutamente semplice, tra l'altro vedi come l'Ecocity riesce a guadagnare campo. Micheletto in diagonale per Julio de Oliveira, un cioccolatino. Ancora il pallone per il numero 77 che apre per Grasso, che può calciare. Eccolo l'episodio che rimette in partita il Napoli col portiere di movimento. 2 minuti 45 secondi. Morire Varela, Bolo prova ad imbucare dentro, occhio il pallone che sbuca, buono per Grasso che la infila all'angolino e in meno di un minuto il Napoli rimonta e fa 2-2. Calcio di punizione battuto da Varela per Lucas Bolo, ultimi 30 secondi, pallone lungo per Guillermao che in qualche modo prova a tenerlo in campo e ci riesce, poi lo lascia lì per Grasso, la ribaltata al Napoli a 23 secondi dalla fine, dal 2-0 al 3-2. Ottima la chiusura di Kaique in questo caso, Ceccato, pallone in mezzo e arriva il gol di Cabeza, punisce al primo squillo il Mantova, sicura di Avellino, poi Misael, sombrero, giocata, Wilde, sentenzia la Roma, il raddoppio del Mantova, con calma il Mantova, Leleco prepara il mancino, lo prova e trova un grande gol, sfruttata subito la superiorità numerica. Isgro per Fortino con il mancino, ancora De Idda e poi arriva il tocco di Isgro. Il Mantova che resta avanti di 2 gol, adesso Cabeza se ne va, calcia parata e poi il tap-in vincente di Donadoni che cala il poker. 4-1 Mantova. Fortino, Cutruneo in mezzo, De Idda e poi Fortino, questa volta non può sbagliare. Ghigno, ancora pressione alta del Capurso che recupera palla, Pires per Lamas che sblocca la partita, il Capurso ruba palla. Lamas protegge bene la palla, con l'esterno va da Cutrignelli, chiama palla in profondità Gianattasio, Lamas arriva dall'altra parte, palla per Lamas, contropiede perfetto del Capurso. Michelangelo, destro, colpisce di fatto Tiaghinio, poi Micoli prende la mira dalla sua porta e mette dentro il pallone del 4-0, poker del Capurso. Attenzione perché la porta è vuota e allora Lamas può andare per la tripletta personale. Forza, palla sul fondo, Micoli in avanti, Lamas ancora di testa, ancora Lamas, quarto gol personale.